Buongiorno a tutti, allora io avrei questo compito, anzi ho questo compito di illustrare il libro di Camillo Pavan. Il primo impatto che si ha affrontando questa opera è il titolo Sile, la Piarda di Casier. Spero di aver pronunciato giusto Piarda, perché noi che siamo, credo come la maggioranza qui, uomini terricoli di terraferma, ecco, conosciamo poco il lessico particolare del mondo che vive sull'acqua, delle professioni dell'acqua. Ma a ragionarci un po', a leggere un po' le prime bozze del libro, già vediamo che nel titolo c'è molto del contenuto di quest'opera. Piarda, leggo nel risvolto di copertina, nell'interno della copertina, termine tipico della navigazione interna con cui viene indicato un tratto di argine posto sulla curva di un canale o di un fiume dove la barca può accostarsi per caricare o scaricare merci. Questa è una definizione tratta da un'opera che si occupa anche di questi aspetti, di idrotoponimi. E ecco, la Piarda quindi è in sostanza un approdo fluviale adatto all'attività di carico e scarico in sostanza. E mi pare di capire a naso, io non sono uno scienziato di questo particolare settore, che insomma mi pare chiarissimo il riferimento dal termine pigliare, piar, no? Pigliare, quindi caricare, scaricare, prendere, mettere dentro, ecco, sulle barche. E qua a Casier ovviamente siamo, insomma, basta guardare fuori, insomma, qui si svolgeva questa attività come si svolgeva in tanti altri punti strategici del fiume Sile, dalla sua foce, dal suo arrivo in mare fino al centro di Treviso, fino alle immagini che abbiamo, che sono credo a tutti note, quei grandi barconi di fronte all'ospedale vecchio di San Leonardo. Ecco, e quindi questa attività di traffico, di commercio, di un via vai di vari mezzi, vari natanti, deriva il titolo di questo volume, che è anche una sintesi del suo contenuto. È una sintesi del contenuto anche dal punto di vista geografico, perché appunto parte da Casier. Questo libro inizia proprio con un affondo sulla storia di Casier, la storia antica, la storia che affonda nelle epoche protostoriche, direi, più che preistoriche, del periodo del bronzo, no? I grandi ritrovamenti avvenuti proprio qui a Casier, il periodo paleoveneto. Se voi andate al Museo Civico di Treviso vedete molti pezzi che sono illustrati come provenienti da Casier, addirittura c'è un tipo di spade in bronzo che è definito del tipo Casier, tipologia Casier, cioè se le si trova in altre parti d'Italia ed Europa vengono definite spade tipo Casier. E qui insomma partiamo da questa epoca antica, viene in mente quello che ha fatto l'abate Bailo, no? Il fondatore del museo di Treviso, con questi pezzi. Andava in giro, pensate, che i cavatori di ghiaia, dei quali parleremo, accenneremo un po', che era una delle attività principali del fiume Sile, vendevano ai calderai questo materiale perché era rame, era brodo, erano metalli dai quali ricavavano qualche franco, insomma. Quindi il vecchio abate Bailo, che è il fondatore del museo, parliamo della seconda metà dell'Ottocento, e che era una grande figura, grandissima figura di intellettuale di Treviso, era definito dai suoi contemporanei il più giovane dei vecchi, perché sapeva vedere più in là degli altri. Ecco, andava in giro dai calderai a raccogliere questi pezzi, e poi che hanno costituito le prime raccolte per il museo civico, per il nostro museo civico di Treviso. E poi il libro affonda, ecco, questi molto in sintesi, perché non è questa la finalità di questo volume, ecco, sugli altri argomenti
della antica Casier, quindi del monastero alto medievale, fino alle ville, ecco, del periodo moderno, fino agli argomenti, li accenno appena perché sennò andremo troppo per le lunghe, delle due guerre, con la presenza di Hemingway, con la presenza degli ospedali, prima quelli militari durante, per esempio quello della Repubblica di San Marino durante la Prima Guerra Mondiale, fino poi all'ospedale civico di Treviso che insomma, dopo i bombardamenti di Treviso si trasferisce proprio a Casier, il nostro ospedale dei battuti. E poi c'è una parte del libro che riguarda proprio questa realtà dove siamo adesso, la vita della piazza di Casier, con tutti i suoi protagonisti, con tutte le sue realtà che hanno costituito il protagonismo di Casier attorno al porto, insomma, dalle scuole alla cooperativa, agli abitanti, agli squeri e a quant'altro. E poi, andando sempre a parlare del titolo, ecco, se si legge il sottotitolo, anche questo è molto importante perché è un po', anche qui c'è la sintesi del contenuto: barcari, burci, draghe e squeri. Per la verità non c'è tutto nel sottotitolo. Il libro parla anche di altri aspetti, anche di altre attività, per esempio dei mulini, i mugnai. Ecco, però diciamo che qua c'è l'essenza, con questi barcari, con questa attività di trasporto e quindi con l'attività anche, come si può dire, artigianale di costruzione dei mezzi di trasporto, che è stata fondamentale ed è tuttora una realtà importante nel Sile. Tutti i cantieri, tutti gli squeri antichi, che cito alcuni nomi che leggo nel libro: i cantieri del Levante, Vezzà, Barina, Ceccotto, Viezzoli, i Piovesan di Fiera, il Rizzetto, che avevamo anche a Portegradi, dove tuttora ci sono tre cantieri, tre squeri, in pratica tre cantieri navali dei Crosera. Ecco, e quindi il libro è molto esteso, su questo io proprio butto gli argomenti per incuriosirvi poi alla lettura del volume. E poi c'è tutta la straordinaria, importantissima attività delle draghe, che hanno fatto disastri, diciamo, chiaramente ambientali sul Sile, però hanno risposto a una domanda che c'era di questo materiale. Voi sapete che fino agli anni 30-40 dell'Ottocento erano rarissime le strade della zona che avevano ghiaia, inghiaiate, c'era solo la Callalta e il Teraglio in sostanza. Le altre strade, che erano ovviamente frequentate solo quando non pioveva, quindi una piccola parte dell'anno, ordinariamente la via di transito normale, più facile, più veloce erano i fiumi. Ecco, le altre strade erano tutte in terra battuta e si è cominciato a inghiaiarle tra gli anni 30 e 40, cioè durante il Lombardo-Veneto, e proprio parlavano di costruire le strade, ecco, ma che era in pratica l'inghiaiatura, il fare i ponti, che prima erano di legno, questi passaggi molto provvisori in legno, e ora c'è stata in questo periodo un'esplosione di domanda, ecco, della ghiaia, e il Sile era una risorsa per i vari appaltatori di queste costruzioni e manutenzioni delle strade. E allora qua abbiamo tutta l'attività delle draghe che iniziano appunto nell'Ottocento con questi mezzi rudimentali, con questi braioni montati sopra delle chiatte, che poi insomma alla fine si sono evoluti fino ad arrivare alla fine con le grandi draghe meccanizzate, elettriche, con tutto, ecco, insomma, quelle che un po' ci ricordiamo, un po' tutti credo, ecco, tra i presenti, e che ancora vediamo all'opera in qualche parte. Tanto per ricordare, ecco, le cave che si sono formate, le Barina, la Barina, la Tiso, la Rizzetto, ecco, solo per buttare alcuni nomi e non avere la pretesa di essere esaustivo. E poi ci sono tutte le attività dell'uomo nel corso del Sile. Qua noi abbiamo i fratelli Stefanato, che sono l'epigono, cioè sono gli ultimi operatori che hanno saputo innovare e ammodernare l'attività, ma loro, con la loro figura e la loro presenza, riassumono
tutto questo vissuto antico, un mondo molto particolare, quello di chi vive sull'acqua, dei barcari, è ben spiegato nel libro, dove c'è anche un lessico particolare che noi non capiamo. Il libro ci aiuta anche a capire questo linguaggio particolare che hanno i barcari e che non è comprensibile a noi terricoli. Ecco, e poi il libro ovviamente non può che prendere atto che alla fine si parla proprio della fine di un'epoca che insomma si è trasformata la società, la meccanizzazione, la motorizzazione, ecco, ha portato alla fine vera e propria di una forma di civiltà, di una vita che si svolgeva lungo il fiume, dove insomma era prevalente questa attività di trasporto e trasportavano di tutto. Ecco, per esempio quando si leggono le memorie di questi barcari che sono state raccolte, chi potrebbe immaginarsi che trasportavano sabbia? Cioè uno dice ma la sabbia. No, la ghiaia va bene, uno dice ecco, ma la sabbia del deserto trasportavano. Uno dice ma insomma è necessario portare. Io credo che fosse destinata alla vetrocoque, non l'ho trovato nel libro. No, una fabbrica di perfosfati. Di perfosfati, ecco, perché immaginavo la sabbia legata alla produzione del vetro, invece ecco, è una sabbia finissima che non esiste da noi e che quindi ecco, ha un utilizzo chimico, come ha un utilizzo chimico anche per la realizzazione del vetro, ecco, per altri aspetti. Ma trasportavano ghiaia, sabbia, frumento, grano, cereali, abbiamo sentito prima i girasoli, poi viene la stagione della colza, poi viene la crisi con il famoso caso dell'olio di colza sul quale ormai insomma si stanno facendo studi adesso, perché ormai è storia passata, sono passati 30 anni e passa da quella vicenda che ha avuto, partita da Silea in pratica, da Treviso, e ha avuto un rilievo internazionale, insomma ricordate i ministri del tempo coinvolti eccetera, e alla fine quindi la crisi del trasporto dei barcari, ecco, rispetto a questa vicenda dell'olio di colza, la lenta dismissione delle attività, morivano i vecchi barcari, nessuno li rimpiazzava. Bruno Stefanato lui stesso è andato a lavorare in fabbrica perché suo padre diceva una cosa qua non vese, insomma ormai non vese prospettive, insomma non vese più lavoro e avanti, e quindi è la fine di un mondo. Io mi avvio 5 minuti ancora, se mi riconcedete, ecco, mi avvio a fare un commento al di là del contenuto sul valore di quest'opera. Il valore fondamentale, io credo, di questo libro, che è realizzato da uno storico che ha alle spalle una notevole produzione libraria di opere storiche, è soprattutto quello centrato sulla storia orale. Oggi la storia orale è una branca della storia che ha un proprio specifico ruolo e contesto a livello scientifico, a livello di realizzazione di costruzione della memoria storica. Ha una sua tecnica, lo storico deve mediare e verificare quello che gli si dice, e così ha fatto Camillo Pavin, nel senso che la memoria è traditrice, si raccoglie dopo tempo quello che è stato il ricordo di fatti passati, e il ruolo dello storico è intanto quello di stanare chi racconta. Stanare, cioè fargli dire anche quello che non vuole dire, quello che vuole nascondere, e poi capire qual era il contesto storico di allora, non di quando si raccoglie la memoria, perché poi la memoria appunto tradisce, uno accentua di più cose alle quali adesso dà spazio, magari, e invece lo storico deve ricostruire il più possibile veridicamente quello che era la realtà sulla quale scrive. Quindi è importante questo aspetto della storia orale, sulla quale ormai ci sono specializzazioni a livello anche universitario. L'urgenza di questo ruolo, di questa operazione
della memorialistica, vi è sempre, ci sarà sempre storia orale, perché adesso ci si sta concentrando sui, per esempio qui in questo libro, sui barcari di prima della seconda guerra mondiale e di dopo la seconda guerra mondiale. 15-20 anni fa lo si faceva sulla prima guerra mondiale e qua dentro ci sono, Camillo ha recuperato importantissime testimonianze da lui raccolte nell'87-88, oggi non è più possibile, non esistono più, sono morti praticamente tutti, insomma, tranne qualche rarissima eccezione, i protagonisti della prima guerra mondiale. Quindi ci sarà sempre storia orale. Fra 50 anni parleranno di noi di adesso. Ecco, e avanti ci sarà sempre, però c'è un'urgenza. Quando si perde quella fitta generazionale è persa la storia orale. Restano i documenti, che a volte ci sono e a volte non ci sono. E quindi questo è stato importantissimo, questo lavoro, perché questo libro è fatto soprattutto di raccolta di memorie, quindi di testimonianze orali destinate ad essere perse, che invece vanno scritte, vanno sedimentate, perché un libro resterà per sempre. Noi oggi li ritroviamo, i libri scritti nel 400, nel 500, magari in pochissime copie, ma li ritroviamo, ci sono, i libri restano sempre, perché vanno nelle biblioteche nazionali e una rete vastissima di biblioteche in tutto il mondo. Adesso poi sappiamo anche dove sono, perché con internet si accede immediatamente a sapere dov'è un libro, ecco, e quindi i libri resteranno sempre. Io dico, a volte no, chi anche fa politica, no, fa tanta fatica a fare politica, non resterà niente di memoria. Noi che siamo storici, vero, resteremo. Ecco, questa è un po' un'ironia, un'autoironia. Scusate, era una battuta intanto per farvi un po' divertire, anche perché insomma alcuni di voi mi conoscono, e quindi è un'autoironia. Ci illudiamo di fare tante robe amministrando di qua e di là. La memoria, dopo un anno o due non si ricorda neanche più il nome del sindaco vecchio. Ecco, lo storico viene ricordato, viene citato dagli altri storici, perché poi c'è un obbligo di citare. Se io scrivo utilizzando il suo libro, devo citarlo in nota, se no non sono serio. E quindi, insomma, ma chiuso qua l'argomento. Un'altra cosa, un altro aspetto importante è quello che in questo libro appare un apparato iconografico importantissimo. Ci sono 90 fotografie, attenzione, mai buttare via carte o foto in casa, sempre conservarle, sempre, nonostante che i figli non sappiano cosa faceva il padre, perché in genere non lo sanno, se non vagamente, sempre conservare e sempre mettere la data e i nomi dietro, perché poi quando li si prende in mano a distanza di decenni, chi non l'aveva in mano non sa chi sono quelle persone, sempre la data e sempre i nomi dietro. E allora qui ci sono 90 foto d'epoca, in buona parte inedite e fornite anche da dei collezionisti che vanno nominati: Glauco Stefanato, appunto Bruno, Renato Paparotto e Bruno Gandin, che vanno ringraziati per questa opera di raccolta e di conservazione della memoria, perché anche l'iconografia è fondamentale, importante, perché a volte si parla di una cosa ma non la si visualizza. Abbiamo bisogno anche dell'immagine, soprattutto oggi che siamo nel mondo delle immagini. E poi il merito dell'autore di aver fatto delle lunghe didascalie alle foto, perché io lo ripeto tante volte anche così agli amici e ai giovani che vengono per consigli: guardate, un libro ha tanti livelli di lettori, c'è chi lo legge tutto dalla prima all'ultima riga, c'è chi guarda la copertina e lo mette a fare decorazione in salotto, ma c'è anche chi ha poco tempo e si concentra a leggere alcune parti del libro e magari legge le foto con le didascalie, e quando la didascalia, come in questo volume, è piuttosto estesa, esauriente, eccetera, è già una cosa importante, ecco, della quale voglio dar merito all'autore. Chiudo dicendo a Camillo Pavan, facendovi i complimenti e augurandovi successo per questo libro. Voglio un attimo anche ricordare, ma insomma qui credo moltissimi sanno chi è Camillo Pavan, che lui è sostanzialmente fedele a due filoni di ricerca. Ecco, lui ha scritto sul Sile
e sulla prima guerra mondiale. Questi sono i suoi campi di specializzazione. Ci sono anche altre cose di storia locale, però ecco, voglio citare Drio el Sil 1985, Sile alla scoperta del fiume 1989, i paesi e la città in riva al Sile del 1991, e adesso c'è la chiusura della tetralogia, e poi diventerà anche qualcos'altro, insomma non so se si dica pentalogia o qualcosa del genere. E poi ci sono i suoi contributi sulla prima guerra mondiale, centrati soprattutto sulla vicenda di Caporetto e dopo Caporetto, quindi i prigionieri italiani dopo Caporetto, Caporetto stesso del 1997, l'ultimo anno di guerra, in fuga dei tedeschi, grande guerra e popolazione civile. Questi due filoni appunto sono la sua passione, la sua storia, la personale. Chi non conosce Camillo Pavà, che va a vendere i propri libri, che li vende, che li cura con molta passione, con questo lavoro di storico e nello stesso tempo anche di editore, anche di editore. Ecco, in questo caso l'editore è la Navigazione Stefanato, ma lui è un esperto anche lui di, come si può dire, di divulgazione del libro, perché quello che manca molto spesso ai giorni nostri è non sono tanto gli uomini di cultura, sono gli operatori di cultura, cioè che la cultura esca dai propri ambiti specifici e diventi patrimonio di tutti. Lo si fa in tanti modi, lo si fa soprattutto divulgando e facendo conoscere libri importanti come questi, per il quale libro ringrazio e mi complimento nuovamente con Camillo. Grazie.